Votare cosa significa? Perché si va a votare? Votare è partecipazione civica in una società in cui si vive per scegliere i propri amministratori. Perché allora, secondo noi veneti, veramente orgogliosi e alla ricerca del vero indipendentismo, non dobbiamo più andare a votare per uno Stato che non vogliamo e non ci appartiene? Ma semplicemente perché noi vogliamo vivere nel nostro Stato. Il Veneto, o il Bresciano, o il Bergamasco, o il Cremonese, che vuol far parte della Confederazione dei Territori Veneti, come può andare a votare per uno Stato che non vuole più essere il suo Stato? Sarebbe come partecipare alle elezioni della Germania o della Svizzera o di qualunque altro paese che non è il nostro Stato che vogliamo ed in cui noi veneti vorremmo vivere. Noi vogliamo solamente il nostro Stato e la dimostrazione lampante, pacifica, facile e risolutiva è proprio quella di non andare a votare, dando un segnale forte che noi vogliamo il nostro Stato e non quello imposto da altri. E come fare per costruire un nostro Stato? Ma basta informarsi sul nostro progetto, unirsi, partecipare, condividere, leggere le nostre costituzioni territoriali che sono già scritte e pronte per essere discusse e poi votate da tutto il popolo veneto, ognuno per il proprio territorio di appartenenza, in base alla propria storia, ai valori diversi per ogni territorio. Il progetto per fare lo Stato è già pronto, lì, facile, basta solo volerlo. E noi cosa stiamo facendo? Abbiamo istituito dei gruppi per ogni territorio che corrispondono alle città storiche venete e che sono l'unione del popolo veneto per il confronto e la realizzazione del nostro Stato sovrano ed indipendente e per la discussione delle proprie nuove costituzioni in base al proprio territorio. Ogni territorio ha una chat Telegram che abbiamo creato apposta. Il link lo potete trovare nei commenti sotto, aperta e libera a tutto il popolo veneto, dove si ritrovano tutti i veneti dei singoli territori che vogliono fare il nostro Stato e partecipare attivamente alla sua realizzazione. Uno Stato federale molto simile a quello svizzero, formato da 21 territori che saranno sovrani e indipendenti, proprio come i cantoni svizzeri, ma con le nostre regole, ideali e valori. Uno Stato dove al centro di tutto ci sono le persone, non le cose o l'economia. Uno Stato dove la concorrenza dovrà essere propositiva e non deleteria, morte tua, vita mia, come ci hanno sempre imposto fin dalla nascita. Insomma, il nostro Stato, con i nostri ideali e i nostri valori che da sempre ci hanno contraddistinto. E ci terrei a chiarire che noi della Confederazione Territori Veneti, per fare il nostro Stato, non siamo contro a nessuno. Noi non siamo contro lo Stato italiano, noi vogliamo il nostro Stato. Noi non siamo contro le autorità, noi vogliamo la nostra autorità veneta. Noi non vogliamo staccarci dall'Italia o fare i secessionisti come tutti credono e pensano. Noi vogliamo semplicemente vivere nel nostro Stato. Uno Stato dove decide il popolo veneto ed è veramente sovrano. Uno Stato dove i valori millenari sono i nostri e non quelli imposti dagli altri. Insomma, uno Stato dove si ha voglia di esistere, di vedere un futuro e dove ha un senso vivere la propria vita e quella dei propri figli. Solo il popolo sovrano può decidere del proprio futuro e della propria vita. Basta solo volerlo, basta solo partecipare. Allora, facciamo lo Stato, facciamo il nostro Stato. Informatevi e partecipate. Arrivederci al prossimo video.